4 arresti e 5 denunce per una maxi truffa architettata ai danni di Poste Italiane, sgominata dai Carabinieri di Treviso, un'associazione che aveva in un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Portogruaro, ora indagato a piede libero, la sua figura cardine. Secondo gli investigatori, proprio lui, in virtù della sua posizione, avrebbe fornito alla banda ben 93 codici fiscali falsi, utilizzati per ottenere documentazione di vario tipo, carte d'identità comprese. Con le carte false i truffatori si sono presentati in 70 uffici postali in tutto il nord Italia, ben 10 volte a Treviso, anche alle poste centrali, 2 gli uffici presi di mira nel Pordenonese, 15 a Venezia, 2 a Padova e Vicenza, una ventina in provincia di Udine. Aprivano dei conti correnti ed accendevano dei piccoli finanziamenti, tra i 4.000 e i 7.000 euro, soldi che ovviamente non venivano restituiti, essendo gli intestatari dei conti delle persone fittizie. Fabiola De Antoni, 37 anni, residente nel Veneziano, e il 43enne di Taranto Filippo Carrieri, ora in carcere, costituivano, secondo gli investigatori, un primo livello dell'organizzazione. Compilavano i moduli per i codici fiscali falsi e si presentavano alle poste con i documenti contraffatti per ottenere i prestiti. Dei personaggi appartenenti ad un primo livello, diciamo un po' gli ideatori della truffa, un secondo livello costituito in particolare da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e un terzo livello poi di coloro che con documenti falsi e documentazione utile riuscivano ad accendere conti correnti presso gli uffici postali. Dietro le sbarre, in attesa dell'udienza di convalida, anche i 2 operativi del gruppo, Tobia De Antoni e Luca Pastrello, una quinta persona ricercata. Con il denaro ottenuto dai prestiti postali avrebbero comprato diverse auto di lusso, ma anche pezzi d'arredamento, truffando in seconda battuta anche i commercianti, dal momento che risultano essere pagate solo le prime rate dei beni acquistati. Tra l'aprile del 2009 e l'ottobre del 2010 la somma sottratta a poste, concessionari e rivenditori è arrivata a sfiorare i 600.000 euro. Il problema vero è che occorre dare un messaggio di halt a queste tentazioni, alla tentazione di pensare che il denaro pubblico tutto sommato non ha padrone e quindi me ne posso impossessare. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro diversi documenti e materiale informatico che potrebbero permettere di rintracciare in parte il denaro e i beni acquistati con l'inganno.